Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Si riaccende la faida dei boschi delle Serre Vibonesi. Stamani è stato ucciso in un agguato Salvatore Vallelunga, operaio boschivo, fratello di Damiano, assassinato il 27 settembre dello scorso anno a Riace davanti al santuario dei santi medici Cosma e Damiano, considerato il capo della cosca dei viperari. L'omicidio è stato preceduto da un altro agguato subito dal 25enne Santo Procopio, raggiunto da almeno 5 colpi di fucile e che adesso si trova in gravi condizioni negli ospedali riuniti di Reggio Calabria. Un'organizzazione internazionale dedita a truffe ai danni dello Stato e dell'Unione Europea per un ammontare accertato di circa 40 milioni di euro è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Rossano e di Sibari nell'operazione Senza Frontiere. 24 le misure cautelari, tra gli arrestati 8 stranieri ricercati in Spagna, Germania e Romania. Nell'ambito dell'inchiesta le Fiamme Gialle hanno sequestrato beni per oltre 35 milioni di euro, create ben 11 società cartiere operanti in Italia, Panama, Spagna, Germania, Romania ed Emirati Arabi Uniti. Il Consiglio provinciale di Cosenza, in sessione straordinaria aperta ai sindaci della Sibaritide, ha invitato il presidente della giunta regionale ad attivare un tavolo interistituzionale di confronto con l'Enel per trovare una soluzione alternativa al progetto di riconversione a carbone della centrale di Rossano. Il problema vero però è che la piana di Sibari sarà il sito calabrese individuato dal Ministero dello Sviluppo Economico dove costruire una centrale nucleare. A riferirlo durante il proprio intervento il sindaco di San Lorenzo del Vallo, Francesco Marranghello. Ritorna domani a mezzogiorno a Crotone la commissione d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e anche questa volta si fermerà per 2 giorni. I parlamentari della commissione bicamerale, guidati da Gaetano Pecorella, terranno una serie di audizioni con i magistrati, amministratori, rappresentanti delle forze dell'ordine ed anche con il governatore Scopelliti per fare il punto sulle principali inchieste aperte non solo a Crotone ma nell'intera regione. Alle 15 di giovedì è prevista un'apposita conferenza stampa. Sono tornate a riempirsi quelle che ormai vengono etichettate a Crotone come le barche della vergogna, nella zona del porto di fronte alla capitaneria. Una decina di cittadini afghani, infatti, periodicamente occupano queste carrette del mare, con le quali sono stati effettuati gli sbarchi negli scorsi anni, e qui vivono in condizioni davvero poco dignitose. Nonostante lo sgombero da parte della polizia ed il trasporto degli immigrati al centro Sant'Anna, i migranti continuano a ritornare a bordo delle carrette. L'assessore regionale al lavoro e welfare Francesco Antonio Stillitani ha incontrato la WILP Calabria, che conta oltre 43.000 iscritti. L'intervento introduttivo è stato del segretario generale della WILP, Alfonso Cirasa, che ha toccato tutte le questioni ancora sul tappeto nel settore e soprattutto sui temi dell'assistenza. Stillitani, dal canto suo, ha mostrato la disponibilità a collaborare con il sindacato e il mondo del volontariato, ponendo al centro dell'azione politico-amministrativa gli anziani e la famiglia. È stata inaugurata ieri al Musmi la mostra di divise storiche e reperti del passato promossa in occasione del 40ennale della fondazione della sezione Associazione Nazionale Polizia di Stato e di Catanzaro. Il percorso, che rimarrà aperto al pubblico fino a fine mese, propone un excursus dedicato alle divise della Polizia di Stato fin dal 1865. L'inaugurazione della mostra è stata preceduta dalla benedizione dell'arcivescovo Antonio Ciliberti. Il presidente dell'ANPS, Emilio Verrengia, ha sottolineato il ruolo della Polizia di Stato tra passato e presente. Si svolgerà dall'8 al 12 settembre prossimi nel Camping Village Pizzo Greco di Isola Caporizzuto nel Crotonese il 32esimo Congresso Mondiale del Naturismo, presentato ieri in conferenza stampa. A fornire i dettagli dell'importante manifestazione il presidente nazionale della Federazione Naturista Gianfranco Rimbolzi, Gianluca Bruno e Alessandro Carbone per la provincia di Crotone, Guglielmo Liò per il comune di Isola Caporizzuto e il referente della struttura Mario Samarotto. Saranno ospitati rappresentanti di 30 paesi nel mondo, dagli USA, Australia e Svezia. È stata inaugurata ieri pomeriggio a Cosenza la Primavera del Cinema Italiano Premio Federico II, madrina dell'evento l'affascinante Violante Placido. La giovane artista entusiasta giudica positivamente l'idea di un festival giovane che indossa le scarpette da tennis e per questo accessibile a tutti. Presente alla cerimonia inaugurale l'assessore allo spettacolo del comune di Cosenza Francesca Bozzo e l'assessore provinciale alla cultura Maria Francesca Corigliano, che ha consegnato il Premio Federico II proprio a Violante Placido.